Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, scusate se arrivo con un po' di ritardo, vi annuncio che il post partita di Milan-Cagliari per ovvie ragioni non uscirà, anche perché è passato troppo tempo dalla partita, è anche un po' inutile farlo, comunque il pensiero, tanto era una partita totalmente inutile, quindi quello che è successo, conta veramente molto poco. Il video su Di Francesco uscirà prossimamente nei prossimi giorni, quindi state tranquilli che anche quello uscirà. Però ci tenevo, scusate, probabilmente si sentirà il rumore del ventilatore in sottofondo, però sto morendo. Ci tenevo a far uscire prima il video del pagellone. Quest'anno sarà decisamente diverso rispetto agli altri anni, perché non andrò a dare i miei personali voti ai giocatori, ma parlerò di tutto quello che è stato questa stagione, che più di tutte doveva rappresentare qualcosa per noi. Allora, la stagione comincia quando in realtà non è già cominciata, paradossalmente, perché comincia con il rinnovo di Maran, la scorsa stagione a salvezza non ancora ottenuta. A Maran gli viene rinnovato un contratto che nemmeno era in scadenza, gli è stato prolungato. E la stagione comincia così, con un allenatore che non aveva dimostrato ancora niente, e quel poco che aveva dimostrato era decisamente insufficiente. Riconfermato per motivi a noi ignoti, viene riconfermato, e per carità ci posso anche stare, perché comunque quello che doveva fare, ovvero la salvezza, l'ha ottenuta, non benissimo, però comunque l'aveva ottenuta ed era quello che contava. Però poi la stagione 2018-2019 giunge al termine e la campagna acquisti per la 2019-2020 è una campagna acquisti che vede il Cagliari protagonista, decisamente protagonista, perché arriva comunque gente di un certo spessore. Arriva Nandez dal Boca, arriva Simeone dalla Fiorentina con la voglia di riscattarsi da una stagione scorsa decisamente deludente. Arriva un giocatore come Rog, certo parte Barella, però comunque il Cagliari si fa vedere attivo sul fronte mercato, e soprattutto getta diciamo le basi, anche se secondo me tanto basi non sono, per creare una squadra che possa competere per quello che continuerò a ribadire fino alla morte era il reale obiettivo del Cagliari, ovvero conquistare l'Europa League. Perché era il reale obiettivo del Cagliari conquistare l'Europa League? Per alcuni semplici motivi. Il fatto che il Cagliari avesse speso veramente tanto sulla campagna acquisti, perché ha fatto l'acquisto più oneroso della storia, ovvero Nandez, perché ha preso giocatori ovviamente intenzionati a pagarli con la clausola di Barella, però ha preso giocatori in obbligo di riscatto come Rog e Simeone. Questi giocatori, tu con questi giocatori secondo me non puoi puntare a salvarti soltanto. Non puoi. E quindi il messaggio era lampante anche per le dichiarazioni di Giolini quando arrivò. Se vi ricordate, Giolini disse che entro il centenario il Cagliari comunque avrebbe lottato per un piazzamento europeo. E così non è stato, o meglio, lo è stato per un po'. Però andiamo con ordine. Comincia la stagione, ovviamente la prima giornata incontriamo una neopromossa e perdiamo, ma era ovvio. Come era scritto che giocassimo contro il Brescia, anche se non mi sbaglio io pronosticai l'Inter, che però poi beccammo alla seconda? Sì, alla seconda giornata. Vabbè, le prime due giornate le perdiamo, molti pensavano che alle brutte avremmo fatto almeno un punto nelle prime due giornate, però così non fu. Amen, non era un problema, perché poi da lì in poi il Cagliari ingrana la marcia, parte in quarta e si ritrova verso la fine del girone d'andata
in piena zona europea. Addirittura in alcune giornate stavamo in zona Champions League al quarto posto. Ovviamente la Champions League, secondo me, cioè io non ho mai sperato sinceramente che il Cagliari potesse arrivare mai in Champions League, perché non era decisamente alla nostra portata, assolutamente no. L'Europa League già molto di più, ma la Champions io magari sarò deficiente, non lo so, però non ho mai sperato che il Cagliari arrivasse in Champions League. Vedevo solo e soltanto l'Europa League. Insomma, il Cagliari arriva in queste fatidiche posizioni europee quando poi il castello di carta crolla decisamente. E ovviamente sappiamo anche tutti in quale partita è avvenuto il patatrack. Stiamo parlando di Cagliari-Lazio, anche se le due partite precedenti a Cagliari-Lazio non vanno sottovalutate, perché ci fu un Cagliari-Lecce che vide di tutto e di più in quella partita. Il Cagliari che si fa rimontare di 2 gol dopo che Cacciatore para un tiro, fa il portiere, viene espulso, Olsen che sbrocca alla Padula, espulso, 4 giornate di stop, giustissime, non mi sto a lamentare, erano totalmente giuste, però già da lì qualcosa successe. Poi la partita con la Samp, quella rimonta, ma che comunque il Cagliari, avendo vinto, non aveva dimostrato tantissimo. Poi la partita col Sassuolo, recuperata per i capelli grazie al ragazzo, e poi arrivò quel Cagliari-Lazio, complici anche, inutile nascondersi, quel recupero secondo me esagerato, veramente esagerato, però ormai è inutile piangere sul latte versato. Quello che è successo, fatto sta che da lì si incrina quello che era stato il momento d'oro del Cagliari, perché da lì in poi arrivano una serie di sconfitte, una dopo l'altra. Sconfitte con squadre, non me ne vogliono i tifosi, ma che il Cagliari poteva battere tranquillamente. Tra tutte, per esempio, mi viene in mente l'Udinese, ma anche il Brescia in casa loro era tranquillamente fattibile batterli, anche se poi vai a San Siro e pareggi, cioè cose veramente dell'altro mondo, come se contassero soltanto le partite con le big e le partite con le squadre normali contassero zero, un ragionamento abbastanza insensato. E qual è stato il motivo di questo calo del Cagliari? Penso che un po' tutti diano una loro interpretazione al blackout che abbiamo avuto. Io personalmente credo che la maggior parte della colpa sia stata dell'allenatore, perché Maran magari a livello di tattica non è così ignorante, perché parliamoci chiaro, il Cagliari non aveva un gioco e anche con Zenga non è che ce l'avesse, però comunque le minime cose ce le aveva, quelle non gli mancavano. Gli interpreti ce li aveva, però Maran è un uomo di poco carisma, veramente molto molto poco carisma, e lo si vedeva anche dalle conferenze stampa, in cui per rispondere alle domande prendeva tempo, balbettava, era insicuro. Comunque anche l'apparenza un po' per l'allenatore serve decisamente, e Maran peccava di carisma, peccava di carattere, era questa la sua più grande lacuna. Fatto sta che con le partite il Cagliari decisamente non si risolleva, e l'esonero arriva veramente troppo tardi, per come la vedo io, perché arriva il 1° marzo, se non mi sbaglio, dopo la partita con la Roma. Io ho sempre detto che Maran andava esonerato prima, andava esonerato secondo me già dopo la partita con l'Udinese, però magari è esagerato, però secondo me la partita ultima proprio, che doveva rimanere in panchina e poi doveva fare fagotto e andare via, era la partita di Coppa Italia contro l'Inter. Dopo quella partita secondo me Maran andava esonerato. Appunto, così non avviene, viene lasciato sulla panchina del Cagliari fino al 4-3 con la Roma, e lì viene esonerato. Secondo me è stata tardiva la scelta, è stata veramente molto tardiva, perché ok, mancavano ancora 12 giornate, però
il cambiamento serve anche a portare aria fresca. Non sempre fa bene e non sempre porterà a cose positive, però ti dà anche un po', diciamo, la giustificazione, ti para un po' il culo, nel senso, tu dirigenza potrai dire di perlomeno averci provato a cambiare la situazione. Mi sono accorto adesso che ho saltato un punto, ovvero il calciomercato invernale. Il calciomercato invernale penso si possa definire con una semplice parola: disastroso. Disastroso perché abbiamo fatto, secondo me, un signor acquisto che per 3 milioni di euro non è niente, cioè è regalato, ovvero Gaston Pereiro, che è comunque un giocatore di classe, non dico mondiale, comunque internazionale, un giocatore che ha fatto la Champions, ha giocato costantemente col PSV, quindi la sua la sa ed è assolutamente un buonissimo giocatore, ma a parte lui il Cagliari è stato nullo. Per compensare la cessione di Cerri siamo andati a prendere Paloschi in prestito dalla SPAL. Cerri penso ceduto in prestito soltanto per liberarsi del milione dell'ingaggio. Paloschi che non si sa nemmeno perché sia venuto a Cagliari, giusto per averci un rimpiazzo. Tra l'altro in tutto questo Pavoletti che si rompe e tutto quanto, quindi l'assenza dei Pavoletti. Il ritorno del Ninja non l'ho citato, ma c'è anche quello. Quindi il calciomercato in estate è stato brillantissimo. Il calciomercato invernale assolutamente no. Anche se, cioè, a maggior ragione, se il Cagliari ha avuto la possibilità di fare calciomercato invernale in piena fase negativa, poteva apportare delle modifiche alla zona a cui servivano di più, ovvero la difesa, e la dirigenza, in questo caso il direttore generale Passetti, se ne uscì con la dichiarazione: non c'erano difensori centrali sul mercato in grado di poter migliorare la nostra difesa. Andava bene anche una sedia. Chiunque, letteralmente chiunque, sarebbe riuscito a migliorare la nostra difesa. E uscirtene con una dichiarazione del genere è quanto di più imbarazzante ci possa essere per un dirigente, soprattutto adesso, sapendo quello che è successo. Quindi tutta la situazione, soprattutto venivamo da ottobre che non avevamo più il capitano, non avevamo più Ceppitelli, stavamo costantemente senza un difensore centrale, le giocavano tutte Klavan e Pisacane. Valukiewicz non ha mai visto il campo se non quando giocava con le big, ed è stato anche un po' come posso dire, Valukiewicz è stato un po' anche sotto l'occhio dei riflettori in senso negativo, perché magari molte volte non ha giocato benissimo, ma bisogna anche capirlo. È un 19enne su cui il Cagliari non ha minimamente puntato fino a quando non ne aveva estremamente bisogno, ed è pesante giocare sempre con le big, quindi da una parte lo capisco, secondo me bisognava puntare su di lui, e poi a conti fatti in mezzo alla stagione non aveva senso aver dato via Romagna se dovevi tenere Valukiewicz per non farlo giocare. Però vabbè, comunque stavamo dicendo calciomercato scarso, decisamente scarso. A marzo viene esonerato Maran e arriva Zenga. Io sono sempre stato contrario all'arrivo di Zenga, costantemente, per il semplice fatto: non era l'allenatore adatto al Cagliari a livello di tattica, ok? A livello di quello che mancava al Cagliari, sulla carta era perfetto, perché il Cagliari aveva bisogno di un uomo con personalità, di un uomo con le palle, e Zenga rispecchiava in toto quello di cui necessitava il Cagliari, ma si è rivelato essere un fallimento su tutta la linea. Partendo dal presupposto che già dalla partita col Verona non sembrava che ci fosse Zenga in panchina, ma Maran, perché era lo stesso identico Cagliari. Io infatti molte volte mi sono chiesto se sia in realtà colpa dell'allenatore o meno l'andamento del Cagliari, perché
cambiano allenatori da 3 anni a questa parte, ma il Cagliari non cambia minimamente le cose, cioè fa sempre le stesse cose, sempre gli stessi errori, non impariamo mai, e quindi io mi continuo a chiedere se il Cagliari abbia un problema di per sé, perché non penso che su 4 allenatori in 3 anni la colpa sia soltanto loro, perché non si spiega, non si spiega veramente. Con la partita con l'Hellas non si è visto nuovamente il cambiamento, poi c'è stata quella bellissima prestazione contro il Torino, assolutamente, però il Torino bisogna anche tenere conto di questo, che era una squadra che stava facendo cagare, mi perdoneranno i tifosi del Torino, ma è così. E poi quello che è successo è successo. Zenga non è stato riconfermato perché aveva il riscatto, aveva il rinnovo contrattuale in caso raggiungimento di zona Europa League, di 8º posto, 7º posto, non mi ricordo. Non è stato riconfermato giustamente. Ed è finita così. Dopo quarantene bisogna anche dire, anche dare alcune attenuanti a Zenga, che non giustificano assolutamente nella maniera più totale quello che è stato il suo rendimento. Però bisogna anche dire che Zenga ha trovato una squadra che è stata ferma 3 mesi, una squadra colpita da infortuni pesanti. Nainggolan non ha finito la stagione, non si è trovato con una punta centrale come Pavoletti, anche se c'era Simeone. Cepitelli ha giocato a mozzichi e bocconi, quindi poi si è trovato all'improvviso senza Olsen. Comunque de cose ne sono successe. Non lo giustifico, perché non lo giustifico, però gli do delle attenuanti, ok? Stessa cosa per Maran, per esempio, perché molti dicono era meglio non esonerarlo Maran, che l'abbiamo esonerato a fare. No ragazzi, andava esonerato Maran, anche per provare a dare una scossa a tutto l'ambiente. Serve anche a questo a volte l'esonero, da vittima sacrificale, anche se magari non è l'allenatore il colpevole. E in questo caso penso che Maran comunque le colpe ce le aveva, perché le colpe sono sempre un po' di tutti. Al Cagliari serviva un qualcuno che avesse carattere e si presupponeva che Zenga lo avesse, quindi l'esonero era giusto. È inutile citare i 13 risultati utili consecutivi, perché bisogna vedere di quei 13 risultati utili consecutivi quanti effettivamente siano merito di Maran. E io di questi 13 ne posso citare soltanto 3. 3. Il primo è ovviamente Cagliari Samp, perché lì ha azzeccato i cambi. Stessa cosa per Cagliari Sassuolo Cagliari, anche lì ha azzeccato i cambi col ragazzo. E l'altra ovviamente, che è stata la partita più bella del Cagliari, perché è stata la partita perfetta, proprio partita con la P maiuscola, è Atalanta-Cagliari. Quelle 3 partite sono state merito di Maran, il resto no, il resto l'ha vinta la squadra la partita, non l'allenatore. Ma questo è il mio giudizio, per carità. Quindi se dissentite è totalmente legittimo. E la stagione è finita così, la stagione del centenario è finita così, la stagione dei 50 anni dello scudetto è finita così, buttati nel cesso. E mi sento preso per il culo, mi sento preso per il culo dalla società, mi sento preso per il culo dalla squadra, mi sento preso per il culo da tutti, perché io so che questa squadra poteva fare tantissimo, poteva tranquillamente arrivare in zona Europa. Il 7º posto non era un'utopia, non era assolutamente un'utopia, era fattibilissimo. E se non era 7º posto era comunque la Coppa Italia, sarebbe bastata anche quella. Però non è successo, non è avvenuto. Per questo reputo totalmente fallimentare la stagione del Cagliari, perché con una rosa del genere siamo riusciti, ragazzi, siamo riusciti a fare meno punti del Cagliari di Rastelli. Siamo riusciti a fare meno punti del Cagliari di Rastelli, che è una cosa vergognosa. Il Cagliari di Rastelli c'aveva solo Borriello, c'aveva soltanto Borriello. Tu davanti c'hai Simeone e Joao Pedro, che insieme ne fanno 20 e passa gol, se non quasi 30.
e tu non sei riuscito ad arrivare più del 14° posto. Più del 14° posto. Stagione fallimentare, veramente fallimentare. Non darò giudizi sui singoli, ripeto, in quest'anno non riesco proprio a dare giudizi soltanto sui singoli, ma dovevo fare un video in cui includevo tutto perché era veramente necessario. Niente, spero di non essermi scordato nulla. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!